è veramente rozzo, d'accordo? Perché si può discutere per ore dei vari elementi che ci stanno dentro ognuna di queste fette della materia. Però diciamo più o meno, poi dice, la tendenza di emissione dei gas serra è dovuta a sostanzialmente l'utilizzo dei idrocarburi per quasi il 60%, poi l'emissione di metano, emissioni di azoti e questa roba qua è sempre CO2, però c'è scritto deforestation, decay of biomass, eccetera eccetera. Ora dentro questa roba qua, questi sono usi industriali di trasporto, perché la maggior parte del petrolio non è utilizzata per fare benzina, è utilizzata nei processi industriali. Dentro questa roba qua ci sta ad esempio l'uso della terra, la deforestazione, eccetera. L'uso della terra, che cosa significa? Ora, il ciclo del carbonio, cerco di dirlo in maniera più stringente possibile, nel ciclo del carbonio è fondamentale ovviamente la biosfera, perché il carbonio viene sequestrato dalle piante, no? Infatti ci sono i progetti di riforestazione, ma io sono green perché ti pianto un albero, no? Se tu prendi il mio biglietto aereo o se tu compri sta roba, però è tutto green perché io pianto un albero. La risposta è vai a cagare, perché un albero ci mette 100 anni per crescere, capisci? Se adesso ci fosse una lavagna, ti faccio il conto di tutti i viaggi in aereo che faccio io con la riforestazione, stiamo fuori altro che di 2 gradi per colpa mia, capito? Cioè, che pure sto qua a parlare, eccetera. Quindi, e questo tenetelo a mente che ci arriviamo alla fine se abbiamo tempo. Allora, diciamo, il carbonio viene sequestrato nella materia vivente, semplicemente perché cresce, d'accordo? Dopodiché ritorna in ciclo quando si decompone, passa nelle acque, no? Eccetera, eccetera. Se io vado a modificare la capacità di generare materia vivente del suolo, io vado a modificare una componente fondamentale della capacità di sequestrare il carbonio, cioè uno dei sink dei pozzi del carbonio. Non solo, vado a modificare anche la capacità del suolo di riflettere l'energia solare, quindi l'equilibrio termodinamico, seppur locale, ma poi diventa chiaramente sommato globale, perché un suolo con un certo l'Amazzonia ha una capacità ben diversa di assorbire la radiazione. Milioni e milioni di chilometri quadrati di materia vivente sul suolo, evidentemente sto cambiando in maniera fondamentale sia l'albedo, cioè la capacità di riflettere energia nell'atmosfera, sia la capacità di sequestrare carbonio dall'atmosfera. E il problema non è solo la deforestazione dell'Amazzonia, il problema è proprio l'utilizzo che facciamo dell'agricoltura. Uno dei problemi più grossi oggi è l'agricoltura, la tecnoagricoltura, la rivoluzione verde degli anni 70 è uno dei principali fattori dei cambiamenti climatici, cioè dell'incapacità del suolo di generare materia vivente, perché la tecnoagricoltura è a base di petrolio, oltretutto, perché una pianta cresce con l'aria, non cresce col terreno, cresce per il 97% con il carbonio che prende dall'aria, il resto sono un po' di azotati, un po' di acqua che gli serve, che tu gli metti gli azotati che tiri fuori dagli idrocarburi con l'aria, con l'acqua e questa cresce, d'accordo? Però il terreno che sta lì non è più in grado di partecipare al sistema climatico come faceva prima. E questo è, siamo già fuori, ma andiamo avanti. Allora, andando avanti, questo sarebbero delle cose tremende che vi risparmio, cioè a grado di temperatura 1, 2, 3, eccetera, eccetera, le conseguenze previste, d'accordo? Non solo a livello di biosfera, ma a livello proprio esercitando un minimo di egoismo di specie di esseri umani, no? Che cosa succede? Che ad esempio, una cosa che succede ovviamente, ma che non riguarda le frontiere, è la creazione di milioni e milioni di migranti climatici. Ma voglio dire, questo non guarda le frontiere, a New Orleans, avete visto cosa è successo 2 anni fa? Quelli erano milioni di migranti climatici che poi li lasci morire perché magari ti va bene, no? Quei negri come li chiama Bush, questo è un altro discorso. Però il problema è che i migranti potrebbero venire fuori anche da Mogliano a un certo punto, no? Perché se vai sott'acqua cosa fai? Migri, cosa devi fare? No? Non solo quello, ma se il tuo terreno diventa inospitale, ad esempio, perché hai dovuto desertificare, perché ti era imposto determinati meccanismi di governance internazionali, e ritorniamo al discorso iniziale che facevi, no?
e il tuo terreno non è più adatto alla tua sostenibilità alimentare, cosa devi fare? Ma è colpa tua. Migri, prendi figli e famiglia e vai da qualche altra parte, tipicamente, no? E questo è un problema, chiaramente. Nessuno è felice di farlo, e chiaramente gli agglomerati che cominciano a concentrarsi ovunque ci sia ancora la possibilità di, creano dei problemi, ovviamente. Però la soluzione va vista con una prospettiva un po' più globale, no? Come si dice in Iper Vendetta, cioè giustizia e dignità non sono parole, sono prospettive. Senza una prospettiva, sia indietro che avanti, i problemi non vanno alla radice della questione. E questo è un discorso molto politico. Cioè vi avverto, se una cosa sono i dati scientifici e una cosa poi è quando io poi ci metto, no, una parte che credo che però sia, parlavo dell'intelligenza collettiva, che riguarda la vita, perché questa roba qua poi non è solo tecnica, poi diventa problemi di vita. Allora, la prospettiva in cui lo riguarda certamente è personale, però va discussa, va discussa. Non dovete essere d'accordo con me su questo, ovviamente, però io la metto anche proprio per suscitare. Vado via veloce. Allora, andiamo avanti. Allora, l'ultima cosa che è importante dal punto di vista dell'energia, veramente per 5 minuti e chiuso. Ora, a Copenaghen, no? Che c'era il COP15, cioè il summit dell'ONU sui cambiamenti climatici, il punto vero era l'energia, cioè non si parlava di cambiamenti climatici, si parlava di energia, perché chiaramente nel momento in cui praticamente il 60% della CO2 equivalente è dovuto all'uso degli idrocarburi, nell'agricoltura c'erano gli idrocarburi, nella produzione industriale c'erano gli idrocarburi, cioè il tema è l'energia. Quindi chi fa energia, con che cosa e chi controlla il processo produttivo, perché il processo della produzione di energia, a partire dalle fonti primarie, è un processo industriale alla fine. Ora, il punto è, siamo di fronte alla più grande crisi energetica che si sia mai vista nella storia dell'umanità. Poca roba in confronto alla storia della Terra, però tanta roba rispetto a noi. Trieste diceva, assai roba, se mi leggo. Perché il punto qual è? Ve lo dico in un flash, poi ve lo argomento comunque velocemente, ma meglio. Allora, gli idrocarburi stanno finendo. E questa è un'affermazione tecnica che non vuol dire che c'è l'ultima goccia, attenzione. È molto più complesso di così e di come mediamente chi vuole partire del contrario dice rendendo tutto un fumetto. È molto più complesso e poi velocemente faccio vedere. Ma anche se non stessero finendo, starebbero finendo comunque. In che senso? L'utilizzo dell'energia, in generale della produzione, cresce in maniera esponenziale. Sappiamo tutti cos'è il PIL, no? Il prodotto interno lordo. Sappiamo tutti che se non cresce è un problema. Non è chiaro bene perché. Non è chiaro bene perché, però è un problema. No? Perché non si crea ricchezza. Ma poi alla fine i dibattiti danno cosa significa creare ricchezza, cosa sia nel PIL, eccetera, eccetera. No? Però è esponenziale. Più o meno il consumo di energia non è agganciato esattamente allo stesso tasso di crescita del PIL, per la Cina sì, e anche di più, e la Cina c'è l'8%, 10%, no? Però diciamo comunque cresce anche quello in maniera esponenziale. Poi ma che cavolo è esponenziale? Che questo è uno dei punti fondamentali. Allora, l'esponenziale significa che una quantità cresce nella stessa frazione in una certa quantità di tempo. Ad esempio all'anno. Io ho 100 adesso, l'anno prossimo ho 101, quindi sono cresciuto l'1%, l'anno dopo avrò l'1% in più del 101, no? Che fa 102 qualche cosa. Poi avrò l'1% in più del 100, eccetera, eccetera. No? Quindi è una crescita che si ricorda la crescita precedente. Ora io non so se voi vedete questa curva rossa qua, probabilmente no, è una curva che fa così. Allora, una misurazione intelligente è quanto tempo ci metto a raddoppiare la roba che sta crescendo, no? Quanto tempo ci metto da 100 ad arrivare a 200? Dipende di quanto cresco. Ora, se io cresco, se il numero è piccolo, cioè più o meno fino a 10, lo potete ottenere facendo 70 diviso il numero, ok? È una buona approssimazione. Quindi se io cresco di 10, per raddoppiare ci metto 7 anni. Se io cresco di 1, per raddoppiare ci metto 70 anni. Se cresco di 2, 35, no? È già molto meno. Ora la Cina quindi ci metterà più o meno 10 anni, ci ha messo anzi 10 anni per raddoppiare. Noi cresciamo dell'1%, dipende da che cosa vai a vedere, però comunque parliamo di un 30, 40, 50, 60 anni. La cosa interessante è che mentre io cresco,
Ecco, le aree colorate le vedete. Dunque qua avete i tempi di raddoppiamento, quindi qua partiamo, un tempo di raddoppiamento, 2 tempi di raddoppiamento, 3 tempi di raddoppiamento, eccetera. La quantità che io accumulo, che io consumo, a seconda di cosa stiamo parlando, è l'area che sta sotto questa curva. Allora è interessante che io quando passo da qua e faccio un tempo di raddoppiamento, quando sono arrivato qui ho consumato il doppio di quello che avevo consumato prima. Passando da 1 a 2 qua sotto consumo il doppio di questo, quindi 4 volte di prima. Passando da 2 a 3, eccetera. Andando in un esempio che i veneti, come pure io sono, capiscono subito, voi state bevendo con un amico, cominciate alle 11, avete una boccia di vino, per definizione finisce a mezzogiorno, ogni volta versate il doppio, no? C'è una goccetta. Per definizione alle 11.59 c'è metà bottiglia, alle 11.58 ce n'è 3/4, alle 11.50 e bla bla bla, insomma alle 11.54 praticamente c'è tutto. E bevevo, no? E dice a mezzogiorno è finito. Allora voi dite, sono siete pigliate altre 2 bottiglie, ma a mezzogiorno e 1 stavolta sono finite per definizione perché raddoppiate. Allora prendete altre 4, ma allora a mezzogiorno e 2 sono finite. Cioè voi da mezzogiorno a mezzogiorno e 2 vi siete bevuti 6 volte tutto quello che avete bevuto nell'ora precedente. Questa è la crescita esponenziale. Supponiamo che non sia vero che il petrolio è finito. Vabbè, cresciamo di circa il 2-3% all'anno di consumo di petrolio. Ad esempio, questa roba qua è la crescita di petrolio degli Stati Uniti e del mondo, questo è un grafico vecchio fino all'80, è il 7% sta roba qua. Qua gli Stati Uniti, come vedete, siccome non sono dei cretini, già negli anni 30 hanno capito che se continuavano a estrarre il 7%, 8% del loro petrolio, l'avrebbero finito qua. Allora hanno smesso e sono andati a prenderselo da un'altra parte. Okay? Non sono mica stupidi, cioè, è legittimo in un certo sistema di cose. Però, per dire, no? Allora, questo è per dirvi che non sto ragionando intorno a cose astratte, vabbè, è il 7%, no? Adesso cresciamo meno, però diciamo il 2%, vuol dire che da adesso ai prossimi 35 anni noi consumiamo il doppio di tutto il petrolio che abbiamo consumato prima, per durare 35 anni. Ma c'è chi dice è tanto, secondo me non è tanto. Comunque vuol dire che è finito. Comunque vuol dire che è finito. Perché di petrolio non se ne scopre più. Voi andate a vedere i dati ufficiali delle estrazioni, il petrolio, sono questi qua, il petrolio non se ne scopre più. Allora, questa è